Ecco, il titolo del mio intervento penso che adesso fra un attimo lo si vedrà. Eccolo qua. E è quello che mi era stato proposto da Ermanno Orlando e da Gerardo Portalli appunto nei mesi scorsi. Ecco, faccio sostanzialmente una storia degli studi dal 1850 al 1990 in qualche modo, insomma, ecco, fino comunque al secondo dopoguerra, concentrandomi soprattutto però sulla seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ecco. Comincio subito col dire che per la stesura di questo intervento, per mia imprevidenza e anche per le difficoltà logistiche attuali, non ho potuto servirmi dell'archivio di Stato di Venezia, il cosiddetto archivietto, ecco, che in realtà è un fondo di altissima importanza per la storia degli studi, come è evidente a tutti. Ecco, ho rimediato anche abbastanza bene, avvalendomi soprattutto di due fondi. Il primo è l'archivio, non amplissimo ma interessante e credo più o meno ignoto agli studiosi veneti, di Riccardo Predelli, archivio che è conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento. Il secondo è l'archivio della Deputazione di Storia Patria che pro tempore presiedo e nel quale quindi avevo, al quale avevo libero accesso, e che è un archivio, e questo è forse l'aspetto meno noto, che comprende al suo interno anche le carte di uno dei protagonisti della prima stagione del lavoro editoriale sulla documentazione in registro veneziana, che è Giovanni Battista Monticolo. Ecco, l'archivio Monticolo fu acquisito dalla Deputazione Veneta. Monticolo morì abbastanza giovane, a una sessantina d'anni, nel 1909 o 1910. Ecco, ci fu una trattativa con gli eredi, con l'Istituto Storico Italiano, con la Società Romana di Storia Patria dove queste carte erano state depositate. Ci fu anche un piccolo pagamento esborso da parte della Deputazione, e arrivarono queste carte che sono abbastanza interessanti. Ecco. E credo appunto che per la seconda metà del Novecento le carte dell'Archivio di Stato di Venezia saranno sicuramente utili. Ecco. Peraltro è innegabile che le edizioni di registri veneziani, alcune le ha citate anche prima il professor Ortalli, di Antonino Lombardo, di Cessi e Brunetti, di Cessi e Zago, fino al Liber Plegiorum della Lanfranchi-Strina del 1986 e poi secondo volume 2007 mi pare. Ecco. Cioè è innegabile, dicevo, che le edizioni uscite nel secondo dopoguerra, dagli anni 50 in poi, si collocano, in assoluta continuità rispetto alla tradizione, alla strada già tracciata in precedenza, e in particolare proprio appunto nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale, ed è di qui che bisogna partire. Ecco, lo faccio avvalendomi di studi già molto pregevoli che esistono, una sintesi importante di Francesca Cavazzana, soprattutto dedicata alla storia degli archivi, e un volumetto di qualche anno fa di Ermanno Orlando dedicato proprio alla Deputazione come editrice di fonti. Ecco, e questo come premessa. Ecco, bisogna dire che l'attenzione alla documentazione in registro conservata ai frari nacque non solo insieme alla Deputazione di Storia Patria, come fra un attimo preciserò, ma addirittura prima di essa e contestualmente proprio alla apertura al pubblico dell'archivio, no? nel 1855. Fulin negli anni 70 dell'Ottocento ricorderà, cito, che dei registri dei patti i signori Tafel e Thomas diedero gli indici nel libro intorno al doge Andrea Dandolo,
proprio del 1855, quindi agli albori dell'apertura dell'archivio di Stato, no? Ecco, cominciando una registrazione sistematica e scientifica che uscì, come credo vi sia noto, appunto nelle Fontes Rerum Austriacarum, e il completamento da parte di Predelli diversi decenni dopo del lavoro di Tafel e Thomas. Tafel morì abbastanza presto, poi morì anche Thomas, e diversi decenni dopo Predelli completò questo lavoro per il merito che il lavoro aveva, ma anche come risarcimento nazionale, ecco, rispetto all'insulto, no? Che queste fonti della storia veneziana e della storia italiana, la storia di una città comunale italiana, fossero state pubblicate nelle Fontes Rerum Austriacarum. Quindi già nel 1855. Ecco, De Leva, commemorando Foulin, fa riferimento a un'attenzione di Foulin stesso alle fonti in registro prima del 1860. Infine, se si segue un pochino la carriera interessantissima e tutto sommato poco nota di Cesare Foucart, che fu poi direttore degli archivi di Modena per una ventina d'anni, fra il 1870 e 90, poi finì a Firenze e le sue carte sono alla Nazionale, sono carte anche molto, molto interessanti, anche di Foucart nel 1859, prima che emigrasse, perché emigrò nella Lombardia liberata dai piemontesi, diciamo, ecco, anche Foucart aveva già focalizzato l'attenzione, appunto. E poi, ecco, ci fu la svolta. La svolta fu data, se possiamo magari, come si fa ad andare in giù qua? Ma le freccette, eccole qua, ecco. Uno è Cesare Foucart sul letto di morte, l'unica immagine che ho trovato, e l'altro invece è bella però, sembra Mazzini dipinto da Silvestro Lega, è una bella, come dire, disegno, diciamo, ecco. Dicevo, la svolta fu data da Tommaso Gar, che propose a Riccardo Predelli di registrare i commemoriali prima ancora del 1870. Ecco, ancora un paio d'anni e prima dello svolgimento dell'Assemblea Costitutiva della Deputazione nel 1873, l'abate Foulin chiese al prefetto di poter creare la Deputazione, di potersi presentare all'Assemblea Costitutiva con la certezza che il Regio Ministero dell'Interno, da cui ora dipende l'archivio, approvi la pubblicazione da parte di Predelli dei commemoriali. Il primo volume era già pronto, uscì, se non ricordo male, nel 72 o nel 73, ma era già pronto da alcuni anni, no? Ecco. E Predelli aveva già trascritto e pubblicato il Liber Plegiorum. Ecco, nei primissimi elenchi di deputati, abate, conte, monsignore, ci sono le cariche, no? Predelli è editore o trascrittore dei commemoriali, quindi la sua qualifica è quella, è l'unico che ha una qualifica scientifica in qualche modo. Ecco. Non tutto andò liscio, il Ministero aveva a che ridire che Predelli in orario d'ufficio lavorasse, facesse questo lavoro, per quanto appunto Cecchetti, i grandi direttori appunto dell'Archivio di Stato veneziano della seconda metà dell'Ottocento appoggiassero la cosa, no? Ecco, quindi è in questo momento che, come dire, in qualche modo questa attenzione che era già latente alla documentazione, diciamo, sistematica, alla documentazione in registro veneziana viene diciamo, alla luce. Quello lì è il frontespizio della relazione di Foulin, preliminare appunto alla costituzione della Deputazione. In quello scritto programmatico Foulin già precisava le tipologie documentarie sulle quali lavorare, la classica triade statuti, cronache e serie di documenti, dice lui, no? Quindi documenti non isolati, ecco, ma documenti in serie.
come dire, non c'è la coscienza del rapporto fra il funzionamento dell'istituto, di un organismo collegiale e il deposito della sua memoria, diciamo, documentaria. Ecco, c'è però come dire, la consapevolezza visiva, materiale della importanza di queste serie, no? Ecco, Foulin dice chiaramente: la Deputazione non è chiamata già a scrivere la storia della Repubblica, né di una singola sua provincia o istituzione, ma a preparare con diligenza e con critica i materiali per i futuri storici. Quindi l'obiettivo era un obiettivo di carattere archivistico, editoriale soprattutto, diplomatistico, paleografico. Giustamente Foulin, che era una testa fina, negò l'opportunità di puntare a un impossibile codice diplomatico regionale, progetto che poi più o meno riemerse, ma naturalmente e inevitabilmente fallì. Ecco, lui non si illudeva sulla capacità e sulle qualità scientifiche dei deputati, no? Ecco, i primi deputati della Deputazione sono per rappresentanza provinciale, ecco. Aveva anche capito che, ad esempio, il celebrato Andrea Gloria era estremamente approssimativo, ha trascritto Brunacci sostanzialmente nel 1877, no? Quindi ha veramente tanto di cappello a questo approccio critico, no? Ecco, quindi no a questo codice diplomatico regionale, sì invece ai regesti di alcune serie di atti, in modo che quella tal serie documentaria che viene regestata diventi un bene certo e comune, no? Quindi un punto di riferimento per le future ricerche. Dunque, come dicevo, in prima battuta si puntò non tanto ad un archivio d'ufficio, a una serie di registri, come dicevo, come rispecchiamento del funzionamento di un collegio, quanto ai prodotti duecenteschi di quella rielaborazione e risistemazione documentaria della Repubblica che abbiamo sentito proprio pochi minuti fa essersi svolta sostanzialmente dal 1260 in avanti, diciamo, no? Ecco, recuperando materiali precedenti. In quella relazione Foulin si occupava poi delle cronache, naturalmente accenna già nel 1873 all'edizione dei diari del Sanudo, ecco, e si ricorda anche, da bravo diplomatico qual era, di ricordare che tutte le istituzioni veneziane che conservano memoria sono coinvolte nel progetto. Quindi i Frari, la Marciana, il Correr, ecco, anche questa è una preoccupazione interessante. Ecco, a partire da questi anni 70 le cose vanno avanti. Pochi anni dopo, nel 1878, ne abbiamo sentito ricordare prima, per impulso di Cecchetti, fu Cecchetti a firmare l'introduzione ai regesti di Giomo, ecco, iniziava appunto su Archivio Veneto, diventata nel frattempo la rivista della Deputazione, la pubblicazione dei regesti, dei registri perduti di Senato Misti, della parte superstite del registro prima, no? Ecco. Quindi la mente, adesso mi esprimo un po' familiarmente, in un certo senso è Foulin, il braccio ma anche la testa è Riccardo Predelli. Chi era Riccardo Predelli? Trentino rude e diretto nella persona, ma più ancora diritto nell'anima, come lo definisce Vittorio Lazzarini. Nato nel 1840, originario di Rovereto, di sentimenti irredentisti, giunge a Venezia come impiegato di banca, viene poi intercettato da Gar ed è uno dei primi archivisti e intellettuali originari della Val Lagarina che variamente si radicarono a Venezia, soprattutto nelle generazioni successive. Segarizzi, Fogolari, lo stesso Gerola che è di Rovereto, appunto, e poi ai primi del Novecento parte per la grande impresa finanziata dall'Istituto di Creta. Ecco. Predelli definì in autonomia i criteri di regestazione e indicizzazione dei commemoriali, che fu l'impresa che, come sapete, accompagnò tutta la sua carriera scientifica e dopo la sua morte fu conclusa da Pietro Bosmin. Ecco.
Non c'è una grande introduzione, no, all'inizio dei commemoriali, però Predelli dice delle cose interessanti. È consapevole dei limiti della fonte, costituita non da trattati importanti di pace e di alleanza, pacta, ma da mille e mille documenti di secondaria importanza, quasi il cemento che unisce le pietre nell'edificio del diritto pubblico e nella storia, no? È un po' la linea che ricordava un attimo fa Ermanno Orlando, no? L'ordinaria amministrazione che prevale sulle cornici, sui principi. Ecco. Nella prefazione del 76 mostra già di avere le idee chiare. Cita Wattenbach, fa lui una specie di storia della messa a codici della documentazione veneziana, appunto, per offrirlo nella sua interezza, dice, per dare l'idea d'insieme di questo edificio, reputiamo di doverlo fare con la forma di Regesti. Del resto è lo stesso problema che Cesare Paoli si poneva negli stessi anni per i Caleffi di Siena e Guasti per i capitoli del comune di Firenze. Ecco, taglio qualche cosa a proposito, no, posso dire ancora qualcosina, a proposito di Predelli, ecco, che, come dire, tutto sommato è il ministro degli esteri dell'archivio dei Frari, è il terminale degli stranieri, diciamo, ecco. È a lui che scrivono appunto Sichel, Gregorovius, Dobsch, Stumpf Brentano, Lenel, tutti i collaboratori degli MGH, scrivono a lui, non scrivono a Cecchetti, ecco, e tantomeno a Giomo, ecco. Molmenti, che aveva una linguaccia, lo dice, fra lei e Giomo c'è un abisso, ecco, e tutto sommato aveva ragione, perché c'era una, come dire, una qualità proprio, no? Non a caso viene incaricato dell'insegnamento di paleografia diplomatica nell'archivio, viene chiamato professore, ha un rapporto da pari a pari anche in qualche modo con gli accademici, no? Ecco, negli anni 90, quando Fabio Besta, su sollecitazione di Lampertico e di Luzzatti, e con i fondi naturalmente forniti da Luzzatti, che in quel momento credo era ministro delle finanze, creò la commissione addetta allo studio dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia, quindi un'altra iniziativa dedicata a documenti sistematici, diciamo così, della Repubblica. Ecco, Besta d'autorità segnala Predelli al ministro e lo avvisa solo post factum. In nome di quel grande amore che abbiamo per la nostra Venezia, le chieggo perdono del tiro barbino. Se ella rifiutasse di entrare nella commissione, dovrei uscirne anch'io. Da solo non potrei far nulla di bene perché so poco di latino e non sono forte in paleografia. Infatti insegnava, se non ricordo male, storia della ragioneria all'Istituto Superiore di Commercio, no? Ecco, quindi Predelli non solo per questo lavoro continuato appunto che porta avanti, no? Ecco, è un personaggio appunto cruciale, ecco, è il primo che dà appunto, e per sempre fedele al solo discorso dei commemoriali, ecco, ma è un po' come dire il filo rosso che porta avanti questa serie di iniziative. L'altro protagonista del lavoro sui registri veneziani in questi anni è Monticolo. Nato nel 1852, proviene esattamente dallo stesso ambiente, è veneziano, allievo al liceo di Fulin, ecco, insegna ai licei, poi va all'università a Roma, ecco, ed è appunto prevalentemente un editore di fonti e di fonti veneziane, come sapete, le cronache veneziane antichissime, soprattutto i capitolari, che sono un'altra serie appunto di fonti, diciamo così, sistematiche, no? Ecco. E naturalmente poi le vite dei dogi del Sanudo nei Res. Ecco. Monticolo è un personaggio singolare, ecco, ho messo lì, non so se si riesce a leggere, ma lo sunteggio, ecco, un suo rarissimo sprazzo teorico. Lui e Cipolla, no, erano i freddi, i gelidi eruditi, no, che Benedetto Croce bastona duramente nella storia della storiografia
in Italia del secolo XIX, come appunto questi freddi analisti di documenti incapaci di passione, no? Ecco. Però queste frasi di Monticolo sono interessanti. La leggo il brano. Per quanto l'erudizione non debba essere considerata fine a se stessa, ma come mezzo per riprodurre l'immagine fedele della vita politica e sociale del passato, tuttavia, nelle condizioni presenti degli studi storici in Italia, in considerazione del copiosissimo materiale o male pubblicato o inedito o anche del tutto ignoto, ritengo che le edizioni definitive dei testi storici siano il migliore e il più utile, anzi dirò il più urgente contributo che oggi si possa recare ai futuri progressi della storia. E questo ulteriore accenno è forse ancora più interessante. Nelle condizioni presenti dell'insegnamento della storia moderna nelle scuole universitarie, nelle facoltà di lettere, questo magistero non ha altri aiuti se non dalla paleografia, dalla diplomatica e dalla filologia, le quali forniscono allo storico le cognizioni indispensabili per la restituzione dei testi e per la ricerca, mentre la spiegazione e la coordinazione dei fatti storici, specialmente quando sono molto complessi, non possono essere fatte in modo soddisfacente dai dilettanti così facili a creare delle cosiddette ricostruzioni storiche, ma solo da coloro che affrontano quei problemi con una adeguata cultura nelle discipline economiche e giuridiche. Questa è una critica a Cagese, a Rodolico, a Salvemini, cioè a laureati in lettere che, come dire, senza una formazione, secondo Monticolo, adeguata rispetto all'economia e al diritto, ecco, hanno osato dare interpretazioni di fatti storici complessi. Monticolo dice: io questi rischi non me li prendo, lavoro in una facoltà di lettere, del resto lavorava fianco a fianco con Ernesto Monaci a Roma, e quindi il riferimento era un riferimento a un grande filologo, no? Ecco, non mi soffermo, ma qui c'è un dibattito estremamente interessante relativo ai Rerum Italicarum Scriptores, no? Ecco, che non erano nati per dare le edizioni critiche delle cronache, secondo Fiorini e Carducci, erano nati semplicemente per proporre edizioni migliori dei testi cronistici. Lì però c'è una divaricazione. Alcuni studiosi rigorosissimi, come Monticolo, puntano all'edizione critica. Altri, come dire, non dico che fanno un tanto al chilo, ma non arrivano a un discorso di edizione critica. Ecco, Monticolo da questo punto di vista è un sacerdote appunto in qualche modo della edizione critica e della filologia. Ecco, in realtà anche egli a lungo dubitò come trattare le fonti. Appunto, in uno dei testi introduttivi per l'edizione mai completata del Codice del Piovego, che era originariamente destinata alle fonti per la storia d'Italia, quindi già in programma dal 1890, scrisse: «Per molto tempo ho dubitato se fosse più opportuno pubblicare o registare, ma con questo metodo sarebbe riuscito difficile dare notizia dei documenti riferiti in forma compendiosa nel seno di ogni sentenza, degni spesso per la loro importanza ed antichi, sì che meritano di essere considerati in loro parti». No? Ecco. E quindi appunto si pone il problema delle modalità appunto della pubblicazione o della registrazione. Per 20 anni lavora a stretto contatto con Predelli, che da lui viene ovviamente vessato, come spesso accadeva ai funzionari d'archivio da parte degli accademici. Ecco, c'è tutta una serie di pratiche molto interessanti in queste documentate lì nelle carte Monticolo, e di riflesso che illustrano la vicenda la storia dell'Archivio di Stato di Venezia in quegli anni, no? Con la presenza ancora molto significativa dei copisti professionisti. Monticolo lavorava ai frari durante le vacanze estive, ma insegnava e viveva a Roma, e quindi appunto pagava facendolo scegliere a Predelli e da altri funzionari, da
prima da Cecchetti, poi dagli altri, appunto questi copisti. Ecco, c'è materiale relativo allo Splendor, come si chiama? Non mi ricordo mai, insomma, al Bertaldo, ecco, che sono trascritte appunto di un copista professionista per conto di Monticolo e hanno sui margini delle annotazioni in rosso che sarebbero poi appunto probabilmente da studiare. Monticolo arriva a una cognizione complessiva della documentazione in registro veneziana. Quella che vedete lì è l'appendice agli statuti, ai capitolari, insomma, all'edizione dei capitolari, e lui a bella posta dice qua ce le metto tutte, fa una sintetica esposizione in una ventina di pagine, illustra, diciamo, tutte le diverse serie sostanzialmente, no? Ecco, le diverse serie. Ecco. Va da sé, appunto, che nel 1902 risalga un progetto steso da Monticolo su incarico della Deputazione, ma appunto con la piena con la collaborazione, con il pieno consenso di Carlo Cipolla, di edizione sistematica della documentazione in registro veneziana. La Deputazione aveva incaricato Monticolo di far proposte, cito, per l'edizione di unità organiche di primaria importanza dei documenti della storia regionale, e sono il Maggior Consiglio, Senato Secreta, i dispacci degli ambasciatori. Ecco. Monticolo illustra i motivi della importanza di queste serie. Cipolla: io subordino ogni cosa al parere tuo e del collega professor Predelli. Ecco, in realtà la sua collaborazione si concretizza in una esauriente relazione di Arturo Segre, un suo allievo torinese, dedicata appunto ai dispacci degli ambasciatori, no? Ecco, una idea rispetto alla quale poi si sviluppa un dibattito, ecco, nel quale Predelli è il primo a segnalare non tanto le relazioni, i dispacci che erano noti da secoli, quanto credo per primissimo segnala l'importanza delle relazioni dei rettori veneti in terraferma, che sino allora erano ignoti al mondo. Ecco. Allora, qui taglio magari qualcosa e d'ora in poi vedrete solo orribili scartafacci di Monticolo. Ecco, ma quello mi sembra abbastanza chiaro dalle citazioni che ho fatto, che allora, nel quindicennio 1900-1915, appunto, quando fra l'altro prende consistenza l'iniziativa relativa ai bilanci della Repubblica, e poi nel 1911-13, ancora sotto l'egida di Luigi Luzzatto, l'iniziativa dei Lincei per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane fino al 1931. Ecco, da quello che ho detto mi sembra chiaro che tutto è in campo adesso, cioè tutte le iniziative che poi sono andate avanti a strappi appunto per l'intero XX secolo sono già in campo. Ecco, un certo numero di queste iniziative non si sarebbe concretizzato, ce ne sono diverse di iniziative che falliscono. Ne segnalo una che non è propriamente, diciamo, legata al nostro tema, però è strettamente connessa, no? Il cospicuo lavoro di Attilio Baracchi sulla cancelleria veneziana, svolto negli anni 80, 90 e forse anche un pochino dopo dell'Ottocento e poi agli inizi del Novecento, del quale, per quanto so, esistono due copie. Una è nell'archivio della Deputazione, una dovrebbe essere appunto attualmente nell'archivietto. Baracchi era un archivista della generazione di Predelli. L'unica sua pubblicazione è quella sulle carte veneziane dell'XI e XII secolo. Ecco, aveva pronto questo cospicuo dossier che era in corso di pubblicazione. Il suo grande sponsor era Dalla Santa, l'archivista Dalla Santa. Quando muore Malagola, Dalla Santa dice: vabbè, forse adesso ce la facciamo a mandarlo fuori questo lavoro. Ecco, in realtà non succede niente. Nel primo dopoguerra Roberto Cessi cerca di far completare il lavoro a Ferdinando Corrubia,
all'epoca primo archivista, collaboratore del Damosto, perché, dice giustamente, è solo un funzionario di archivio provvisto di una illimitata capacità di movimento all'interno dei depositi che può portare a termine un lavoro del genere. Ecco, non se ne fece nulla e, come Marco Pozza ricorda in limine al suo saggio del 1997, lui ha potuto in qualche modo avvalersene. Adesso appunto non ho idea, né mi interessa niente di quanto se ne sia avvalso, ma lui stesso riconosce appunto che è stata, questa è stata un pochino la base. Ecco, siamo, ripeto, fra il 1900 e il 1910 e il 1915, e in questo momento, mi avvio a finire, che cerca di farsi strada a gomitate il bulimico Roberto Cessi, 27enne, da pochi mesi è arrivato in archivio, l'attività del quale domina le strategie di edizione veneziana, di fonti veneziane, per oltre mezzo secolo. Nel novembre del 1912 richiese infatti e ottenne dalla Deputazione, tra i manoscritti Monticolo, la trascrizione del Liber Communis, utile anche per completare le glosse agli statuti tiepoleschi che, d'accordo con Roberti, stava studiando. Nel 1920 arrivò finalmente a Venezia anche il codice del Piovego, destinato alla Deputazione perché ne curasse l'edizione, affidandola al magistrato alle acque, il che non accadde. Ecco, negli anni 30 Cessi nuovamente rifece un progetto perché questo partisse. Si arrivò al secondo dopoguerra, quando Cessi, ormai anziano, incaricò Federico Seneca di rivedere il manoscritto e di consegnarlo a Luigi Lanfranchi, evidentemente con l'intenzione di pubblicarlo nella collana nel frattempo fondata delle fonti per la storia di Venezia. No? Quindi c'è un intreccio di vicende che porta ad anni anche vicini a noi. Bianca Lanfranchi non cita questo manoscritto nella sua premessa. Io non ho idea di quali siano state poi le vicende. Ecco, ma c'era un pregresso, il Libro del Piovego che è uscito nell'86 e poi nel 2007, era in gestazione, diciamo così, da 100 anni. Invece, tornando a Cessi, la sua attività come editore dei registri consiliari veneziani si concentra nel ventennio fra il 1928 e il 1950, dunque dopo il conseguimento della cattedra a Padova. Tutti i suoi lavori uscirono nelle collane della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali veneziane, commissione della quale egli fa parte nel 1923 insieme a diversi altri studiosi veneti. C'è l'Aict, insomma c'è una geografia piuttosto interessante dal punto di vista accademico. Nella documentazione sinora nota egli non compare in una lista di commissari del 1941, ma tenderei a non attribuire a questa assenza un significato politico, perché Cessi in quell'epoca è ancora, come dire, caratterizzato da quell'opportunistico fascismo che poi lo, come dire, caratterizza fino al 1945. In questi anni però lui lavora e con i lavori appunto dei registri medievali si intersecano anche i verbali delle sedute della Municipalità Provvisoria di Venezia del 1797, ai quali Cessi lavora con l'influente Annibale Alberti, segretario del Senato del Regno d'Italia. Anche queste sono fonti seriali veneziane. Ecco, vi risparmio le considerazioni, come dire, poco simpatiche sulle municipalità di terraferma che Cessi fa nel pubblicare queste verbali della municipalità veneziana del 1797 che, secondo lui, conservano un intrinseco fondamento costituzionale, quelle veneziane, mentre quelle di Verona, Vicenza, Padova sono meschine parodie, espressione di stizzosi interessi municipali. Ecco, questo, tanto per chiarire quale fosse il rapporto rispetto alla storia della terraferma. Ecco,
Il resto è storia recente. Nel 1949 Cessi, assumendo la presidenza della Deputazione dopo la guerra e dopo la fase commissariale gestita da Luzzatto, lanciava un programma non inatteso come suo programma di presidente. Soprattutto sarà dato vigoroso impulso alla pubblicazione delle fonti, che fu sempre e deve sempre essere il suo obiettivo della Deputazione. Ecco, e si riferiva esplicitamente ai pregadi, la cui importanza è universalmente nota e che accanto ai regesti dei commemoriali editi dalla nostra Deputazione e agli atti del Maggior Consiglio a cura dei Lincei, costituirà una delle fonti più preziose della storia politico-costituzionale della Repubblica di Venezia. Questa volta Cessi tenne, questa volta, lo aveva fatto anche prima, tenne fede all'impegno, pubblicò, come è stato ricordato, un volume con Sambin, uno con Mario Brunetti. Ecco, non so se sarà possibile farlo, forse con Lanfranchi, che esattamente nel 1949 aveva fondato il Comitato per l'edizione delle fonti relative alla storia di Venezia, ci fu un tacito accordo, ecco, non lo so, ecco, cosa che per certi aspetti sarebbe sorprendente sapendo la ferocia con la quale Cessi difese sempre la sua personale e padovana egemonia, ecco, su tutto quello che accadeva nelle fonti venete, però con l'archivio non è che potesse litigare. Ecco. Sta di fatto che mentre Antonino Lombardo pubblicò nei Monumenti della Deputazione i suoi 2 volumi sugli atti della Quarantia, l'altro archivista e soprintendente, Ferruccio Zago, si orientò verso il Comitato per le Fonti per i 3 volumi dei misti dei 10. Ecco. E poi, ultimo atto, fu ancora Cessi che fra gli anni 50 e gli anni 60 avviò Ventura allo studio dei bilanci della Repubblica e quindi alla ripresa di una impresa che aveva 60 anni. Quindi il cerchio un pochino si chiude e in un modo o nell'altro tutto quello che era stato messo in campo fra il 1870 e il 1910 a strappi, a riprese, come dire, con un andamento sussultorio arriva a qualche destinazione. Ho finito, ho anche un po' sforato. Grazie. Grazie. Possiamo proseguire. Complimenti per questa relazione.